Un caro saluto a tutti. Il Comitato Regionale Veneto ha predisposto una serie di appuntamenti web con autorevoli relatori su diversi argomenti. Questi eventi hanno lo scopo non solo informativo, ma anche di riallacciare i contatti tra i tecnici in questo secondo lockdown. Un'opportunità di ritrovarci insieme, a confrontarci e discutere sui temi che ci coinvolgono in un momento molto delicato e difficile per tutti, ed in particolare per i bambini, al centro delle nostre attenzioni. Un modo per essere proattivi e riprogettare un futuro malgrado le avversità che ci opprimono. Con la speranza di ricominciare e rivederci al più presto, vi auguro buon ascolto. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Scusate qualche secondo di latenza, ma abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Benvenute a questa sesta incontro organizzato dal Comitato Regionale Veneto di aggiornamento per i tecnici. Questa sera parliamo della motricità dei bambini durante e dopo il lockdown. Ne parliamo con Michela Vanzo, insegnante della scuola primaria. Buonasera Michela. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi. Come di consueto, chiediamo un'apertura ufficiale dei lavori della serata. Antonella Beghetto, prego Antonella. Buonasera a tutti, ringrazio in modo speciale Michela, la maestra Michela, come è chiamata da noi, per la sua disponibilità e per l'opportunità che ci dà di poterla ascoltare nella sua esperienza nella scuola elementare, che per tutti noi sicuramente sarà un bagaglio da portarci con cura nelle nostre esperienze per poi ritornare in piscina. Grazie Federico per la serata e buon ascolto a tutti. Grazie. Benissimo, allora Michela, il palcoscenico è tutto tuo, queste sono le tue slide, prego. Grazie. Allora, buonasera a tutti, io sono Michela Vanzo, sono appunto un'insegnante di scuola primaria e lavoro in una scuola pubblica paritaria in provincia di Treviso. Penso che la scelta di invitare un insegnante come relatore in questo incontro nasca dal fatto che la scuola in questi mesi è stata l'unico luogo al di fuori della famiglia in cui i bambini hanno potuto vivere, e questo ha avuto come conseguenza il fatto che noi insegnanti siamo stati tra i pochi adulti con cui i bambini si sono potuti relazionare, e è proprio la relazione il tema sul quale abbiamo pensato di impostare questo incontro. Il mio intento è quello di potervi dare un quadro il più completo possibile in merito a come abbiamo trovato i bambini al nostro ritorno a scuola dopo il lockdown e quindi come potersi relazionare con loro. Farò riferimento alla mia esperienza quotidiana a scuola, a quello che ho potuto constatare in questi mesi anche dal confronto con altri insegnanti e da quello che è emerso da vari studi che sono stati prodotti su questo aspetto, sperando che possiate cogliere qualche spunto di riflessione e qualche consiglio concreto per il vostro lavoro in piscina. Mi dicono che non si sente molto bene, spero che adesso si senta meglio. Già la scorsa settimana il mio collega Paolo vi ha illustrato tutte le difficoltà che i bambini hanno avuto dopo la ripartenza a livello motorio, quindi non mi dilungherò a trattare di questo, anche se molti aspetti possono essere facilmente correlati. All'interno di un gruppo classe
un gruppo, come può essere un gruppo classe a scuola, ma anche il gruppo sportivo, nel vostro caso, le relazioni tra i bambini si sviluppano in maniera efficace quando trovano un clima e un ambiente positivo, anche se in questo periodo positivo non è proprio il termine adeguato. E per creare tutto ciò, la cosa fondamentale è conoscere i nostri bambini. Per questo motivo credo sia essenziale sapere con che bambini abbiamo a che fare. Ancora prima di creare delle relazioni tra di loro, è importante creare una relazione bambino-adulto. Tenete in considerazione che in questo periodo ai bambini mancano grandi punti di riferimento, come possono essere dei parenti lontani, dei nonni lontani, degli zii, gli istruttori, gli educatori. Quindi è fondamentale riuscire a ricreare questo rapporto bambino-adulto che è la base di qualsiasi relazione educativa. In primis, quello su cui vorrei che ci soffermassimo è il significato che il lockdown ha avuto per i bambini. Se provate a fare un test, io con i miei bambini l'ho fatto in vari modi, e chiedete a loro com'è stato l'anno appena trascorso, la maggior parte di loro vi dirà che è stato brutto perché c'è stato il Covid. Se si va un po' più a fondo, chiedendo spiegazioni maggiori, quasi tutti i bambini vi diranno che in realtà quello che è mancato loro è la socialità, quindi gli amici, il giocare insieme, l'andare a scuola. Voi direte è scontato, in realtà non lo è, perché dietro a questa mancanza di confronto, di socialità, di relazione, c'è appunto una voglia di normalità, una speranza verso qualcosa che possa migliorare il più in fretta possibile. Scusate, faccio un attimo una pausa per mettere gli auricolari sperando si senta meglio. Ok. Allora, so che spero si senta. Allora, so che nelle vostre lezioni in vasca avete un momento iniziale, nelle vostre lezioni di nuoto, avete un momento iniziale fuori dalla vasca che è dedicato al confronto. Adesso, come non mai, una volta ripartiti, sarà fondamentale donare il vostro tempo ai bambini. Sì, dico donare perché credo che non sia scontato riservare del tempo alla relazione. A volte ci sembra di perdere tempo che si potrebbe utilizzare per fare altro, per insegnare loro a nuotare, per insegnare delle tecniche, però in questo caso io ritengo che non sia tempo perso, ma sia tempo investito. Ascoltare i bambini, lasciare che raccontino i loro vissuti, le loro emozioni, lasciare che si confrontino con gli altri è molto importante per ricostruire la competenza relazionale che in questo momento attuale sta andando scemando. E a cosa ci può servire questo confronto? Serve ad analizzare il background di ciascun bambino, comprendere quindi qual è il suo vissuto. Tenete conto che sì, è vero che la maggior parte dei bambini a settembre ha ripreso ad andare a scuola, ma ci sono anche bambini che tra una quarantena e l'altra, tra varie difficoltà, hanno saltato mesi di scuola, o addirittura ci sono bambini che a scuola non ci sono mai tornati perché i genitori hanno scelto di far intraprendere loro percorsi di istruzione parentale o di homeschooling. Quindi sì, i bambini stanno pian piano tornando alla normalità, però non tutti, ed è importante quindi capire qual è il punto di partenza dei bambini che avete nelle vostre lezioni. E appunto per comprendere i bisogni di ciascuno e per poter impostare una relazione che sia il più efficace possibile.
Perché vi dico questo? Perché credo appunto che sia essenziale conoscere i bambini, però dovete considerare che questi bambini sono totalmente diversi dai bambini con i quali avevate a che fare prima della pandemia e ognuno di loro necessita di un tipo di relazione diversa. Per questo ho cercato stasera di, diciamo, categorizzare le varie tipologie di bambini e di emozioni che potreste trovarvi davanti nel momento della riapertura delle piscine, provando a darvi dei consigli per approcciarsi o comunque per gestire le varie situazioni che anche noi insegnanti stiamo trovando a scuola. Ovviamente capite bene che sto appunto standardizzando le varie situazioni per avere una traccia e per darvi anche delle idee più concrete, però in realtà è letteralmente impossibile standardizzare i bambini perché ognuno di loro reagisce in modo diverso e le varie emozioni possono essere ovviamente interrelate. Allora, il primo aspetto sul quale vorrei soffermarmi è la paura. Ci sono bambini che manifestano una forte paura per tutto quello che sta succedendo e questo è determinato dal come loro hanno vissuto la pandemia. Ci sono ad esempio bambini che hanno avuto lutti in famiglia, quindi hanno perso delle persone care, più o meno vicine. Ci sono bambini che sono stati in ospedale loro stessi o che hanno avuto parenti in ospedale. Ci sono bambini che hanno avuto malattie pregresse importanti e che quindi hanno un sistema immunitario debole che porta a far sì di avere paura appunto di contrarre questo virus per avere delle problematiche importanti. Ci sono bambini che vivono in famiglie in cui si è generato, possiamo dire, un clima di terrore nei confronti del virus stesso. Tutti questi esempi che vi sto facendo generano nei bambini una forte ansia che purtroppo può sfociare in veri e propri attacchi di panico, in disturbi del sonno, in disturbi del comportamento. Ovviamente ci sono aspetti che a scuola, come voi in piscina, non vedrete, però l'ansia è un fattore che è molto presente e che anche vari studi hanno evidenziato essere molto aumentato nei bambini. Questi stessi bambini hanno inoltre spesso una grande paura del contatto. Perché hanno paura del contatto? Perché sappiamo tutti che il virus si passa soprattutto verso il contatto, quindi loro hanno una paura dell'altro, soprattutto verso i coetanei più che gli adulti, perché probabilmente hanno capito che gli adulti ovviamente sono più attenti. Sono bambini che quindi immagino avranno grandi difficoltà nell'inserimento o nel reinserimento nell'ambiente sportivo. Cosa si può fare con questi bambini? Allora, la cosa fondamentale è innanzitutto l'ascolto. Questi bambini hanno bisogno di sfogare il loro dolore, le loro preoccupazioni, i loro pensieri, perché a volte non hanno altri contesti dove poterlo fare. Magari proprio perché a casa la situazione c'è questa paura generale, loro non hanno neanche il coraggio di esprimere quello che hanno dentro, quindi hanno bisogno di essere ascoltati, di essere compresi, di non essere sminuiti, di essere continuamente rassicurati. Cercate di considerare tutte le paure del bambino come paure importanti, anche se a voi, a noi adulti possono sembrare delle cose piccole, delle cose banali. La cosa importante è non dire mai al bambino non è niente, ma perché ti preoccupi per questo? Non è un buon motivo per avere paura. Altrimenti si rischia di perdere la loro fiducia e a questo punto loro creeranno un blocco nei vostri confronti che difficilmente riuscirete a togliere. A volte infatti ai bambini basta solo sapere che voi sapete la loro storia, che voi li comprendete e che capite quello che gli sta succedendo. Un'altra cosa importante è anche cercare di
stimolare la condivisione tra i bambini stessi. Sapere che siamo, diciamo, tutti sulla stessa barca è una cosa per loro, ma come se ci pensiamo anche per noi adulti, è una cosa che ci rassicura. Quindi anche confrontarsi, anche capire che ci sono altri bambini che hanno le loro stesse paure, è una cosa che i bambini rasserena molto. Un piccolo consiglio pratico per facilitare il rientro in piscina, soprattutto penso ai bambini più piccoli, può essere quello di usare un mediatore, ad esempio un personaggio simpatico che accompagni i bambini nel loro percorso, nelle loro lezioni, magari anche per tutto l'anno. Vi faccio un esempio: noi a scuola abbiamo utilizzato il personaggio della Pimpa attraverso dei disegni, dei cartelloni, dei video. Abbiamo praticamente fatto raccontare a questo personaggio le regole che sono necessarie da rispettare a scuola, ed è un elemento importante anche proprio nella fase di accoglienza e di inserimento in un ambiente nuovo, soprattutto appunto per i bambini che magari è la prima volta che affrontano questo ambiente e questa esperienza. Diciamo all'opposto dei bambini che ho appena citato, potete trovare, questi secondo me sono i più numerosi, soprattutto nei primi anni di scolarizzazione, i bambini che hanno un estremo bisogno di contatto fisico, sia verso i compagni che verso l'adulto. Questi bambini vivono con grandissima frustrazione questa situazione di distanziamento fisico. Pensate ad esempio a tutti quei bambini che prima del lockdown venivano da noi adulti, penso capiti anche a voi, lamentando magari un po' di mal di pancia, un po' di mal di testa, quando in realtà avevano solo bisogno di una coccola. Bene, in questo momento questi bambini non possono più fare neanche questo, quindi questa loro strategia, che è alla fine una strategia che loro mettono in atto per risolvere una loro carenza, non possono più farla. Perché? Perché c'è questo blocco, c'è questo divieto. Quindi per loro diventa veramente difficile anche magari gestire delle piccole sconfitte o delle piccole problematiche emotive tipiche dei bambini. Pensate poi a bambini che a causa del lockdown sono stati per tanto tempo lontani dai parenti più stretti. Penso ad esempio a bambini con genitori separati che, non so, per una quarantena non hanno visto per tanto tempo uno dei due genitori. Sapete anche voi che le quarantene possono protrarsi per tanto tempo, quindi magari ci sono bambini che per mesi, un mese, non hanno visto la mamma o il papà. Pensate alle famiglie che o per necessità, per lontananza o anche per scelta, per salvaguardare la salute dei nonni, hanno deciso di tenere i bimbi lontani. Pensate a genitori che lavorano addirittura in altri stati e che per i più disparati motivi non sono potuti tornare in Italia. Conosco ad esempio una famiglia in cui papà è rimasto bloccato in Germania per più di 2 mesi, mentre di solito tornava ogni weekend. Quindi pensate al bambino come può vivere questa situazione. In questi bambini quindi si crea una fortissima ansia da separazione, che crea un bisogno spasmodico di contatto fisico e visivo. Visivo perché, avendo perso punti di riferimento per loro importanti, hanno paura che questo possa risuccedere da un momento all'altro. Quindi la mamma porta il bambino in piscina, il bambino potrebbe andare in panico pensando che la mamma poi non torni a prenderlo, cosa che già poteva succedere, ma che in questo caso può succedere più facilmente. Alcuni consigli concreti per aiutare tutti i bambini, però questa tipologia, diciamo, di bambini in particolare, è di inventare un saluto personalizzato, un saluto solo vostro, il più pensate, siate originali, chiedete anche ai bambini una cosa strana, una cosa che vi permetta di salutarvi in modo simpatico e senza bisogno di toccarsi, mentre prima magari si faceva una carezza, si toccava la testa, si batteva il 5.
adesso provate insieme a loro, vedrete che loro sono molto fantasiosi, a trovare un modo, appunto, un modo simpatico di salutarvi. Una cosa che sia solo vostra. Oppure un'altra cosa che piace molto ai bambini è l'abbraccio finto, lo chiamiamo noi a scuola, quindi l'abbraccio a distanza. Diciamo che bisogna fare un po' di scena, però a loro fa tanto ridere e spesso sdrammatizza anche le situazioni in cui i bambini magari arrivano timorosi, arrivano che non hanno tanto voglia di entrare e in questo modo diciamo che sì, si può un po' sdrammatizzare e fa bene a tutti, diciamo. E infine vi consiglio di usare tanto le rassicurazioni e le gratificazioni verbali. Più del solito, i bambini hanno bisogno di sapere che voi ci siete. Un'ultima cosa che vi consiglio di fare, vedete voi se in modo ufficiale, ufficioso, è quella di dialogare con i genitori e chiedere loro il permesso di poter avere un contatto anche fisico con i bambini, soprattutto in caso di estrema necessità. Penso ad esempio a bambini disperati, a bambini che si fanno male. So che sembra assurdo, sembra scontato, ma credetemi che ci sono genitori che, data la situazione, potrebbero farvi storie se toccate il figlio senza il loro permesso. Quindi questo è importante comunicarlo con le famiglie. Vi avviso poi già che il distanziamento verso gli altri bambini sarà la cosa più difficile da rispettare. Per il resto delle regole i bambini sono veramente bravissimi, sono molto più flessibili degli adulti e accettano le regole molto più velocemente. Però su questo preparatevi che dovrete riprenderli molto. Il consiglio che posso darvi è quello di spiegare con calma e con chiarezza che il motivo per cui si chiede loro di fare questo sforzo è quello di poter salvaguardare il più a lungo possibile quello che è stato loro tolto. Quindi vi è mancato non venire a nuoto, vero? Bene, per riuscire a rimanere insieme, continuare a farlo il più a lungo possibile, è necessario che ognuno faccia la sua parte, nel suo piccolo, e che ognuno rispetti le regole per convivere insieme. Bene, a prescindere dalle convinzioni di ognuno, qui non voglio entrare nel merito, dovete tenere però presente che potreste incorrere in famiglie negazioniste o che per vari motivi rifiutano di fare, ad esempio, utilizzare ai figli le mascherine o il gel igienizzante. Allora, non entro nel merito di regolamenti, scelte che farete a livello organizzativo per l'accesso alle piscine, che è giusto e sacrosanto che ci siano, però vi lascio comunque qualche spunto, perché potrebbe succedervi di avere a che fare con queste famiglie. La prima cosa che secondo me è importante prendere in considerazione è il fatto che i bambini ovviamente si rimettono alle decisioni che i genitori prendono per loro conto. Quindi ricordatevi sempre che nel momento in cui vi rapportate con loro, non sono loro ad aver preso questa decisione. Questi bambini, per quello che ho potuto notare, spesso possono presentare atteggiamenti diametralmente opposti. Solitamente i più piccoli obbediscono ai genitori, a volte anche senza capire il motivo. Mentre i più grandi, soprattutto i preadolescenti o gli adolescenti, possono avere degli atteggiamenti di ribellione, nel senso che pur di aderire alla massa, pur di fare quello che fanno tutti, rifiutano le scelte dei genitori e vogliono fare come tutti gli altri. Perché? Perché altrimenti vengono considerati diversi o vengono emarginati. Quindi provate dunque a pensare che situazione ambigua e frustrante possono vivere a livello emotivo. Da una parte devono stare alle direttive dei genitori, dall'altra non vogliono essere esclusi. Quindi anche per questo il dialogo è fondamentale. In questo caso la prima cosa da ricordare è che soprattutto in presenza di bambini è necessario astenersi dal giudizio. Lasciate da parte le vostre convinzioni personali, cercate di dialogare con la famiglia per trovare una soluzione. Questo ovviamente non vuol dire fare delle eccezioni nel rispetto delle regole, perché le regole sono assolutamente fondamentali,
però bisogna spiegare l'importanza delle regole al bambino senza sminuirlo, anche perché ricordatevi che molto spesso il bambino non ne può niente. E anche in questo caso consiglio di puntare sul discorso della collettività, quindi del rispetto delle regole e del rispetto di tutti quelli che ci circondano, spiegando che questo serve appunto per garantire la continuazione dello sport. Un'altra tipologia di bambini che potreste trovarvi di fronte sono bambini disinformati, indifferenti quasi alla situazione, che spesso non sanno o non comprendono le regole che vengono imposte. Oppure sono bambini che hanno molti dubbi e che a volte non hanno neanche il coraggio o a volte l'interesse di chiarirli. Potrebbero esserci inoltre famiglie che per limiti linguistici, per culture differenti, non comprendono a fondo l'emergenza sanitaria nella quale stiamo vivendo. Non diamo per scontato che tutti sappiano e tutti capiscano quello che sta succedendo. A volte non è così, ma non sempre per disinteresse, a volte anche per dei limiti oggettivi. Con questi bambini è necessario trovare il giusto equilibrio nel momento in cui si spiegano loro, ad esempio, le regole da rispettare, cercando di evitare, ad esempio, di accentuare troppo il pericolo del contagio, perché a volte i genitori per scelta potrebbero non volere che il figlio sappia troppo. Oppure dall'altra parte far loro comprendere che non è possibile comportarsi come prima, quindi né accentuare troppo né essere indifferenti, bisogna fargli capire che la situazione è cambiata e anche in questo caso puntare sul bene comune. Al contrario di questi bambini, potreste trovarvi di fronte anche bambini che sanno, diciamo, anche troppo. Sono bambini che hanno avuto una fortissima sovraesposizione ai mass media, che sappiamo non sempre riportano notizie veritiere o accertate. Sono bambini che ricavano e interiorizzano notizie che derivano dall'ambiente familiare, però spesso non hanno gli strumenti e neanche le conoscenze per comprendere queste informazioni, perché sapete benissimo che molto spesso, tra l'altro, le informazioni che vengono date sono confuse o sono strettamente con un linguaggio tecnico, quindi a volte non le capiamo neanche noi. Pensate cosa può capire un bambino. Penso ad esempio a figli di medici, di infermieri, di operatori sanitari, che a volte, tornando magari a casa da lavoro, parlano con gli altri familiari senza accorgersi che magari il figlio sta ascoltando. E quindi voi sapete bene che i bambini sono delle spugne, quindi loro sentono e ascoltano tutto quello che viene detto, anche se noi a volte non ce ne accorgiamo. Ci sono anche bambini che vivono in famiglie colpite dalla crisi economica, che respirano ogni giorno preoccupazioni dei genitori in merito al lavoro, alla salute, a volte anche alla sopravvivenza. Quindi sono bambini che appunto a volte sanno troppo. La cosa più importante con questi bambini è innanzitutto fare attenzione alle parole. I bambini sono spugne, ve l'ho già detto prima, anche quando noi non ce ne rendiamo conto, loro stanno immagazzinando tutto quello che noi diciamo. Spesso però da questo nascono delle associazioni mentali che, se non vengono incanalate, se non vengono espresse, rischiano di essere deleterie per loro. Bisogna rassicurarli, lasciare che si esprimano e che raccontino quello che pensano, in modo che se ci accorgiamo che quello che stanno pensando è sbagliato o comunque è troppo esagerato, possiamo aiutarli a liberarsi di quello che per loro può diventare un peso. L'ultimo aspetto di cui vorrei parlarvi, di cui vi ho già accennato all'inizio, e che secondo me è l'aspetto cruciale, è quello del cambiamento. Considerate il fatto che i bambini che conoscevate prima della pandemia, in primis sono ovviamente cresciuti, visto che è passato molto tempo. La cosa
più importante però è che sono cresciuti in una situazione anormale, in una situazione non ordinaria. Una situazione che soprattutto sembrava, e si sperava anche, dovesse durare poco nel tempo, mentre si è prolungata molto e soprattutto non sappiamo quando finirà. E questa è una cosa che è molto ambigua per i bambini. Vi troverete davanti quindi dei bambini molto cambiati. I più grandi, parlo di preadolescenti, hanno avuto una crescita precoce, complice soprattutto l'utilizzo quotidiano della tecnologia. Pensate che sono bambini che da un giorno all'altro si sono trovati a fare didattica a distanza davanti al computer, e questo computer, questi dispositivi li hanno esposti ad una serie di stimoli che non sono sempre adatti, che però a loro hanno fatto sentire grandi, e quindi loro li ricercavano anche troppo. Pensate poi che molto spesso a casa, soprattutto magari quando i genitori erano impegnati con il lavoro, questi bambini, i più grandicelli, si sono dovuti arrangiare a fare anche cose in cui magari di solito venivano accompagnati e venivano affiancati da un adulto. Questa crescita precoce a volte non è identificata neanche dal bambino stesso, dal ragazzino stesso, perché da un lato si trova a voler essere grande, a voler continuare ad avere questi stimoli, a voler arrangiarsi, però dall'altro si trova ad avere dei privilegi e cioè a voler avere dei privilegi, delle attenzioni da bambino. E quindi spesso questo può provocare degli episodi di rabbia, degli sfoghi di rabbia che sono tipici dell'adolescenza, però possiamo vederli già in bambini di quarta, di quinta elementare. Io, se penso ai ragazzini della mia scuola, che io avevo lasciato a febbraio della loro quarta, e ho rivisto all'inizio, a settembre della quinta, non riesco ancora a capacitarmi del cambiamento che ho visto. In molte cose può essere positivo, perché appunto hanno avuto più autonomia, hanno acquisito delle nuove conoscenze, però in altre può essere negativo. Pensate ad esempio all'utilizzo dei videogiochi, che già è un problema che penso di cui tutti siate a conoscenza. Pensate in questa situazione dove il controllo dei genitori a volte era ancora minore. Questo è un aspetto che va considerato ed è importantissimo, perché non potete pensare di rapportarvi con loro come si faceva prima. Al contrario, nei bambini più piccoli si sono notati fenomeni di regressione. Ad esempio, ci sono bambini che hanno ricominciato ad avere episodi di pipì a letto, bambini che hanno cominciato a fare moltissimi capricci anche quando prima non li facevano, bambini che hanno avuto disturbi di attenzione o comunque un calo dell'attenzione, oltre a vari disturbi a livello motorio di cui già appunto vi ha parlato Paolo la settimana scorsa. Questi bambini, quando sono tornati a scuola, si sono tra l'altro dovuti confrontare con altri coetanei, quindi si sono visti mancare tutte le attenzioni quotidiane e unidirezionali che i genitori davano loro a casa. Quindi vivono spesso momenti di frustrazione, a volte anche di risentimento verso l'adulto. Sono bambini che, se non ottengono le attenzioni che vogliono, si arrabbiano e possono sfidare gli adulti. Molto più di quello che succedeva prima. Perché? Perché sono stati abituati ad avere tutte le attenzioni per loro, cosa che è normale, nel senso che a casa i genitori, essendo a casa, magari davano loro molta più attenzione di quanto può succedere in un gruppo, che può essere il gruppo classe o il gruppo sportivo. Un altro aspetto fondamentale di cui bisogna tener conto, soprattutto per i più piccoli, è che questi bambini hanno perso, diciamo, mesi di scuola. Hanno perso mesi di scuola che sono fondamentali, non solo a livello didattico, ma soprattutto a livello di competenze trasversali. L'autonomia, la gestione del materiale e degli oggetti personali, l'igiene personale,
Sono cose che a scuola vengono, diciamo, allenate ogni giorno e che a casa invece molto spesso succede che magari sia sempre l'aiuto di qualcuno. Per non parlare di bambini dell'attuale prima elementare, che hanno perso dei mesi veramente cruciali nella scuola dell'infanzia e si sono trovati in un mondo totalmente diverso, dove le richieste sono tante e diversificate. Paolo la scorsa settimana vi faceva l'esempio della lateralità. Confermo che ci sono bambini che sono arrivati in prima elementare senza sapere qual è la propria mano dominante. Quindi c'è un grande ritardo nelle prassie e questo si riflette non solo a livello motorio, ma anche a livello cognitivo e di percezione del proprio corpo. Il consiglio che posso darvi nella gestione di questi bambini è sicuramente quello di fare un'analisi della situazione iniziale. Quindi, come vedo il bambino, come vedo il ragazzo, come è cambiato, di cosa ha bisogno. Questo serve a trovare le strategie migliori per relazionarsi con lui, adeguando anche i propri comportamenti e il proprio linguaggio in base alla loro situazione. Non possiamo pensare di parlare come parleremo a dei bambini più piccoli a bambini che hanno fatto un salto in questi mesi. E un'altra cosa importante è quella di tenere conto che avranno bisogno di tempi più lunghi e di più aiuto nel fare le cose. Questa cosa noi a scuola la vediamo tantissimo, ci sono tanti studi che lo confermano e sicuramente lo vedrete anche voi. Non date per scontato tante cose, prendetevi del tempo e tenete conto che hanno bisogno di più tempo perché appunto la mancanza di allenamento, lo sapete anche voi meglio di me, si riflette tantissimo poi nelle fasi successive. Per tirare un po' le fila di tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato, nella situazione attuale credo che sia imprescindibile riuscire ad instaurare con i bambini e con i ragazzi una relazione profonda e sincera, che si basi sulla fiducia e sul dialogo, perché nel momento in cui manca la fiducia avrete perso la possibilità di instaurare una relazione con loro. Per fare questo è importante comunicare con le famiglie, più di quello che già si fa. Deve essere un pilastro, perché c'è bisogno che tutti si lavori per avere lo stesso fine, che è il bene dei bambini e dei ragazzi. È importante essere empatici, riuscire ad accettare il bambino nella sua interezza, anche quando ci fa arrabbiare, anche quando ci fa innervosire. È importante riuscire a comprendere quello di cui ha bisogno per poter creare un clima che sia il più proficuo possibile per svolgere la lezione in serenità e per riprendere con gioia lo sport. Facendo questo si potrà lavorare e sviluppare la competenza relazionale che alcuni bambini hanno perso o che comunque hanno assolutamente bisogno di mettere in atto e appunto di lavorarci su. Spero di essere riuscita a darvi un po' un quadro generale e soprattutto di avervi lasciato qualche spunto di riflessione e di azione anche in vista della ripresa, che se posso dire la mia, spero sia il più ravvicinata possibile, perché la mancanza dello sport vi assicuro che si sente tanto nei bambini come negli adulti. Non dovrei essermi dilungata troppo, quindi se avete qualche domanda o qualcosa da condividere, volentieri. Spero che siate riusciti a sentire meglio nell'ultima parte. Michele, allora grazie, ti confermo che con gli auricolari l'audio era migliorato decisamente. Ti faccio io un paio di domande, poi se vuoi sono domande così a cui è difficile dare una risposta, però diciamo in un contesto ottimistico, quindi di ripresa delle attività di una vita ragionevolmente normale nel breve e medio termine. A tuo parere, di quanto tempo avranno bisogno i bambini in età di scuola primaria per, diciamo, tornare a un comportamento e a una socialità comparabile con quella prima della pandemia? E invece un'ipotesi più pessimistica, cioè di cronicizzazione di questa situazione, perché ci sono anche
ai noi, studi che indicano in diversi anni ancora di oscillazioni pandemiche, il perdurare di questa situazione, se è possibile trovare comunque una normalità, una socialità accettabile nel perdurare di questo tipo di restrizioni. Mi rendo conto che siamo nel campo un po' della fantapedagogia, però sei stata talmente precisa e puntuale che mi permetto di farti questa domanda. Allora, grazie per lo spunto. Allora, io credo che non ci sia sia difficile dare un tempo, anche perché dipende molto da ogni bambino. Credo però che a livello di abitudine alle nuove regole i bambini si abituino molto facilmente. Credo che la cosa che si può fare per diminuire questo tempo, quindi appunto questo bisogno di ritrovare un equilibrio, sia proprio quello di già da subito di spiegare loro cosa succederà, quindi quali regole ci saranno da rispettare, cosa possiamo fare noi e anche quello su cui loro hanno bisogno di lavorare, nel senso che i bambini poi sono molto consapevoli dei loro limiti, quindi gli si può dire, bambini, c'è bisogno che lavoriamo di più su questo aspetto, perché questo è quello su cui bisogna allenarsi di più. Loro ne sono molto consapevoli, quindi se c'è sempre un dialogo anche con loro, una chiarezza, una trasparenza, i bambini non bisogna ingannarli, bisogna dire la verità. Quindi in questo modo, secondo me, si può riuscire anche a diminuire il tempo appunto di abitudine di ritrovare un equilibrio. Diciamo che nella ipotesi più pessimistica, questo sarà difficile, nel senso che sicuramente la cosa andrà avanti per molto molto tempo. Io credo anche che la scelta di tenere comunque le scuole primarie aperte possa essere molto utile anche per voi, nel senso che comunque i bambini nel frattempo continuano ad avere una socialità. È una situazione diversa da quella di marzo in cui tutto era completamente chiuso. Adesso i bambini pian piano stanno mettendo in atto la loro competenza, solo che appunto deve essere secondo me deve essere focalizzata in tutti gli aspetti della loro vita, mentre magari nello sport si pensa più allo sport in sé, quindi alle cose più tecniche, più tattiche, invece c'è bisogno di tenere in considerazione questo aspetto che è fondamentale. Non so se ho risposto, forse no, però sì. Altro che, e ti ringrazio. Ti giro invece la domanda di Luca Santi che chiede se trattando con gli adolescenti, che a suo parere, credo non sbagliando di molto, sono soggetti più difficili da trattare, si parla direttamente con loro o è opportuno passare sempre prima dai genitori? Allora, io non lavoro con adolescenti direttamente, però ho a che fare in altri ambiti con gli adolescenti. Diciamo che in questo caso la situazione è un po' diversa, nel senso che passare per gli adolescenti, cioè per le famiglie, nel caso degli adolescenti, può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che i ragazzi spesso, sappiamo bene, tendono a non voler inglobare la famiglia nelle cose che riguardano loro. Quindi io credo che in questo caso sia importante parlare con loro e anzi far capire che con voi, con gli istruttori, possono parlare di cose che magari con i genitori non farebbero mai. Quindi cercare di rapportarsi senza dare un giudizio, senza cercare di sostituirsi alla figura del genitore. Poi ovviamente nel caso in cui ci fossero problematiche gravi o comunque aspetti che vedete che si fa fatica a gestire direttamente col ragazzo, allora sì, a quel punto credo che sia opportuno coinvolgere la famiglia. Però all'inizio credo che sia importante anche che loro sentano questa libertà e questa libertà di esprimersi con voi, perché è proprio questo di cui hanno bisogno, perché comunque con i genitori ci sono stati anche fin troppo, diciamo, quindi hanno bisogno, sì, anche di avere dei punti di vista diversi che io credo sempre siano fonte di crescita, ecco. Spero di aver risposto alla domanda. Credo che Luca sarà certamente soddisfatto. Allora siamo praticamente in chiusura, quindi come di abitudine chiedo a Antonella di fare un po' la sintesi di questo intervento e se ha magari anche lei qualcosa che ti vuole chiedere.
Allora, intanto grazie Michela, sei stata chiarissima e come sempre l'esperienza sul campo poi aiuta a trasmettere bene quello che uno ritiene opportuno e quello che è più giusto. La cosa che mi fa piacere è che proprio si percepisce la passione con cui fai il tuo lavoro e il credo con cui lo fai e quindi anche l'amore per i bambini, proprio indipendentemente da chi sono, da dove vengono, da che cosa fanno, solo per il gusto proprio di farli crescere, essere una maestra veramente nel modo più Grazie. completo. E questo ti ringrazio perché sicuramente sarà il tuo modo di essere, sarà di spunto perché ci crede altrettanto per poter crescere. Grazie infinite. Grazie, grazie a voi. Federico per la serata e ringrazio tutti quanti per averci seguito anche questa sera. Grazie a a voi, te. buona serata. Grazie Michela davvero per i contenuti, è stata davvero una serata molto molto interessante. Io quindi ringrazio te, ringrazio ancora Antonella che ha organizzato tutta questa serie di incontri. Do appuntamento a tutti per il 29 di gennaio, quindi ci prendiamo una pausa un po' più lunga del solito e parleremo di un argomento un po' particolare, la grinta gentile con Edoardo Cognonato, quindi tema intrigante. Per saperne di più non vi resta che seguirci il 29 di gennaio sempre su Facebook o sul canale YouTube del Comitato Regionale Veneto. Grazie ancora, buona serata a tutte, buona serata a tutti. Grazie.